dal cesso. Allora, sono qua. Questa settimana è iniziata, direi bene, perché stamattina ero ancora a letto, cioè mezz'ora fa ero ancora a letto e ho controllato per caso la banca, come faccio ogni giorno praticamente. No, non ci posso credere, hanno pagato lo stipendio di marzo. Mamma mia, quanto ho aspettato sto stipendio? 8 mesi. Beh, l'avete già visto. Comunque ho registrato il video sui bijou che ho ritrovato, che ho sistemato. E cos'altro volevo dirvi prima di lasciarvi un secondo? Che la seconda parte arriverà la prossima settimana, perché l'ho dovuto dividere per forza. Mi dispiace, però veramente sennò veniva troppo lungo e so che la gente non guarda i video lunghi, almeno sul mio canale. Io vi posso dire che sul mio canale il tempo medio di visualizzazione è di 3 minuti e qualcosa, per cui i miei video di 19 minuti non vengono visti per 19 minuti, ma vengono visti per 3 minuti. Quindi è per quello che cerco di fare dei video brevi. Ok, mi vedete rossa perché sono stata di fuori e ho sudato e fa freddo ma fa caldo perché stanno in movimento, c'è caldo. Ho Pepe che mi vuole tanto bene. No, non puoi uscire, amore. No, vieni qua, Pepe. No. E devo pulire casa, però mi sono messa a mettere i rami. Quindi adesso vado fuori, vi faccio la ripresa di come ho sistemato i rami nella fioriera e nei vasi. E basta, e questo è quanto. E sono stata, penso, più di un'oretta a sistemarli, perché ci vuole il suo tempo a fare questo lavoro. Sì, un'oretta, dai. E quindi vi faccio vedere il risultato. Poi voglio andare anche dai cinesi a vedere se c'è qualcosina di decorazioni da mettere in mezzo ai rami. Però non so quando. Comunque andrò a vedere di qualcosa da aggiungere, diciamo, per completare ancora meglio. E poi devo anche mettere via questa legna qua. Comunque Franz non è venuto a pranzo, quindi mi va anche bene. Sì, devo ancora fare i giri di legna perché ho parlato al telefono e inizio a lavorare. Inizio a lavorare come l'anno scorso per la stagione invernale e ho fatto pressione anche per riuscire a far lavorare mia mamma. Adesso vediamo, insomma. Io il lavoro ce l'ho sicuro e teoricamente voi starete guardando questo vlog, io sarò a lavorare. Quindi sì, dovrei iniziare proprio questa settimana, perché poi con l'8 inizia la stagione, proprio con il Ponte dell'Immacolata, e mi fa strano perché oggi sono arrivati i soldi, mi è stata data la conferma del lavoro e quindi sono tutto oggi, cioè inizio di settimana super. E niente, quindi se non vedrete dei video, ve lo dico, ma penso ci arriviate lo stesso anche voi, è perché lavoro e magari qualche vlog salterà, qualche giorno di qualche video salterà, insomma. Io cerco di programmarne il più possibile per non lasciarvi il canale vuoto, anche perché sono riuscita a avviare bene il canale, non voglio rimollarlo di nuovo. E ecco, questo è l'aggiornamento che volevo darvi e niente. Questo è tutto e vado a finire, faccio i miei mestieri di casa perché sono in tremendo ritardo, sono le 2. Buongiorno, oggi è mercoledì? Non mi ricordo, penso di sì, mercoledì. E ci siamo svegliati con un leggero nevischio, c'è un leggero strato per terra, adesso vi faccio vedere di là però, perché di qua non si nota sul prato. E nient'altro, mi ero messa a piegare le cose, solo che sono ancora un po' bagnate, quindi un po' umide. E quindi le lascio lì. Tra l'altro ho un'altra lavatrice già pronta da stendere, quindi devo fare fuoco perché altrimenti non si asciugherà mai. Questo è il leggero strato che ha fatto, cioè praticamente niente, ma è quello che basta. Beh, meglio così. Prima c'era perfino il sole lì che spuntava, adesso non c'è proprio più, tutto nuvoloso.
e sto ancora aspettando ulteriori notizie per il lavoro, ma vabbè, mercoledì, domani saprò qualcosa. E va bene, quindi ieri sera ho creato con il Fimo. Voglio farvi 2 video DIY, se qualcuno può interessare, perché comunque iniziando a lavorare, vi ho detto, non avrò molta voglia di registrare il video poi, quindi me li preparo un po' in questi giorni. E infatti ho già programmato quasi tutto il mese di dicembre, per sicurezza. Poi posso spostare i video in che giornata voglio, eccetera, però per intanto ho programmato qualcosa. Qui c'è l'avvoltoio, qui c'è Pepe e loro hanno già mangiato, io devo ancora fare la colazione e più che altro vado a tirar fuori la roba dalla lavatrice. La situazione del giovedì è questa e arrivano i fiocchi di neve anche in camera. Adesso no, è qualcosa. Infatti Pepe era pieno di fiocchetti di neve e c'è vento, quindi è tutta neve che va dove vuole. E che bello. Sì, no, ma mi sto riempiendo di fiocchi di neve. Ecco Pepe con la neve. Non c'è nessun altro, no. Andiamo dentro, non posso neanche tenere le finestre aperte. Ho capito. Magari le apro solo a ribalta, perché comunque devo far passare aria. No. Sono quasi le 9, mi sono appena alzata e non so neanche se aprire. Vabbè, apro un po'. Il problema è che si riempie tutto di neve. Oggi mi sa che vivremo al buio perché c'è neve ovunque e se io apro tutti gli scuri mi arriva la neve sui vetri e quindi oggi vivremo al buio come fosse notte tutto il giorno. No, adesso vedo se si calma, però c'è vento, no? Se non ci fosse vento sarebbe fattibile. Comunque, si vede che sono appena sveglia, occhi gonfi, mamma mia. Ieri sera ho provato l'acqua micellare della Shogun e mi è piaciuta. Mi è piaciuta perché non mi ha irritato la pelle, e non mi ha bruciato sugli occhi, cosa importante. Di solito le palpebre mi bruciano quando tolgo il mascara, perché gli struccanti comunque sono un po' aggressivi. E invece sono rimasta sorpresa e non mi ha dato nessun problema. Anzi, la pelle era proprio bella liscia dopo. E poi ho messo lo smalto di Shogun, che è questo. Sì, anche questo. C'è il top coat, per cui è lucido per quello. Comunque il colore è questo. È il colore numero 85, un viola. E anche questo smalto è approvato. Me lo sono messo mentre ero al computer, che così ha fatto il tempo ad asciugarsi e appunto ho intanto fatto le mie cose e basta. Adesso io ho da dare da mangiare ai gatti, quindi mi sono veramente appena alzata e oggi io sarei voluta andare a farmi un giretto, però a quanto pare non è possibile perché le strade sono un po' bianche. Anzi, andiamo a vedere di là com'è la situazione. La situazione è questa. C'è neve che arriva fino a qui. Quindi è tutto bello imbiancato. Cercherò di registrare anche domani per i weekly e ditemi se vi piace l'introduzione che ho fatto per questo weekly, che sarà per tutti i weekly, cioè non solo per questo, sarà poi l'introduzione dei weekly e ditemi se può essere. Ho fatto anche le introduzioni agli altri video giusto per cambiare, ero stufa di vedere quella lì rosa con le scritte, non mi piaceva più. Ho appena cotto le creazioni, dopo una vita e mezza le ho cotte e niente, adesso le metto di fuori a raffreddare. Questo è caldo, sì, effettivamente. Metto di fuori a raffreddare sul davanzale e ho fatto anche questa sorta di perline che non mi trama, ecco, un po' così a caso, ma giusto per non buttare il Fimo, non sapevo cosa farci, quindi ho fatto queste perline un po' così. Gli ho già messo i ganci, i cosi qua, non mi ricordo mai come si chiamano e niente, ho cotto finalmente anche gli omini. Guardate, ma
Dal telefono si vede fucsia, 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 ma non è così fluorescente come lo vedete voi, eh? È un po' più spento. Cioè, no, si vede troppo fucsia. Non è così fucsia. Perché si vede così tanto fucsia? Non è così, guardate che neon. In realtà non è proprio così. Vabbè, e sì, sono tiepide adesso. E questi biscottini qua io li adoro. Sono proprio... Beh, intanto ho cotto queste, poi vedo... Questo volevo fare... Praticamente volevo usarlo come ciondolo per un bracciale. Un bracciale semplice in catena, con questo qua come ciondolo. Questo anche l'ho creato per tipo ciondolino. Un po' particolare questo. E poi ho creato anche questi, che purtroppo non sono venuti proprio bene. Ma questi qua si illuminano al buio. Ecco, basta, questo è tutto. Questa è una prova e poi l'ho texturizzata, l'effetto treccia, no, l'effetto maglia, insomma. Ho passato sopra l'alluminio per texturizzare. Dietro è fatto così. È bellina questa stella, mi piace. Pepe è super interessato al fornetto perché quando finisce fa trin, suona, e allora lui è là sull'attenti a guardare il fornetto del Fimo, mamma mia. E Panna è qui che si scalda le ossa perché ho il riscaldamento acceso e quindi lei sta qui, cioè si fa di quelle dormite qua al caldo. Cioè il caldo di quello più il caldo del fuoco, cioè chi sta meglio di lei? E bene, sono contenta di aver cotto queste cose, adesso le tolgo da lì. E cos'altro? Beh, oggi ho spalato la neve, vi ho detto, poi ho fatto la doccia, insomma, ho fatto il pranzo e alla fine sono ancora qua. Di fuori si è sciolta la neve che avevo in poggiolo, solo che adesso è tutto bagnato. Vediamo quanti gradi sono, se riesco a non bagnarmi le ciabatte, perché avete visto che l'ago che c'è qua fuori sono 2 gradi. Non si è rasserenato il tempo e diciamo che si è sciolta buona parte della neve, anche quella che avevo, cioè ho fatto bene a pulire la macchina perché poi tutto il resto della neve si è sciolta e non mi piacciono mica questi capelli così, Io non sopporto vederli giù, un po' mi piacciono in disordine. E questo è quanto. Adesso la mia macchina si è sciolta praticamente tutta la neve. Anche le strade, sì, sono ancora un po' bianche, ma niente di che. Bene. Spero bene per domani, cioè domani devo muovermi con la macchina per forza, perché devo andare al lavoro però devo passare prima in hotel. Oh, che casino. Ho cambiato posto di lavoro, non sono più in hotel come l'anno scorso, però sì, non vorrei dire troppo per il momento, però qualcuno già lo sa, ma non vorrei dire troppo. Comunque non sono più in hotel come l'anno scorso, ecco. Non sono neanche a residence e da qui la gente del posto può capire, può intuire dove sono. E magari domani ve lo dirò su Instagram, non lo so, insomma. Domani, inteso domani per me, non per voi. Qui venite a sapere tutto in ritardo su YouTube, perché YouTube non è così immediato come social. Preferisco Instagram. Bene, sarebbe un paesaggio da foto questo. Sarebbe da andare su in cima al villaggio e fare una foto panoramica di tutto innevato. Veramente verrebbe una foto bellissima, solo che ho il fuoco qua a casa e quindi non posso muovermi. Potrei anche provare a muovermi. Non so com'è la strada su al villaggio. E domani ci devo andare, quindi già ho il pensiero che devo... Oh, mamma mia. Comunque, cosa volevo dirvi? Ho il fuoco, quindi non posso muovermi. Franz era a casa, ma poi si era messo sul divano tranquillo, rilassato. L'hanno chiamato e è dovuto andare via di nuovo e quindi oggi va così, cioè per un giorno che può riposarsi non c'è verso. E niente, comunque devo andare su dei miei perché sono tipo 3 giorni che non mi muovo
e quindi adesso magari mi cambio e visto che il fuoco è andato giù potrei quasi approfittare ad andare. E domani mi farò sentire ben poco, però magari vi faccio vedere dove sto lavorando. Mi viene da ridere perché sono felice, nonostante quello che ho passato, ma sono felice di essere lì e non aggiungo altro. Eccomi qua, allora, sono che ora è oggi? Non lo so, l'una è qualcosa, comunque è un gran caos e non ho neanche tempo di guardare il telefono perché comunque c'è il solite pulizie di fondo e quindi c'è molto da fare, come sempre. E cosa, il mio amico Bruffolo mi vuole tanto bene. Comunque sono venuta a casa, io e mia mamma non ci siamo neanche accorte dell'orario. Io ho guardato il telefono e gli faccio: guarda che è mezzogiorno e mezzo, dovevamo finire a mezzogiorno. Vabbè, dai. E allora abbiamo finito all'una e adesso siamo a casa e poi tra poco torniamo a lavoro perché c'è anche lei, novità di quest'anno, c'è anche lei con me a lavorare e niente, speriamo andrà tutto bene, ma mamma mia che lavoraccio che c'è da fare. Comunque ogni cambio gestione è così, è sempre un po' più complicato e basta. Ho ritrovato persone che conoscevo già perché ci sono già state nella scorsa stagione invernale e quindi insomma dai, conosco qualcuno. Niente, io chiudo questo weekly perché non avrò tempo questi giorni, soprattutto la prossima settimana sarà forse ancora peggio e non avrò molto tempo e quindi devo chiuderlo per forza. Prossima settimana non registrerò weekly perché non ho assolutamente tempo, appunto, quindi niente, vedrò di mettere un altro video per domenica e basta. Noi ci sentiamo prossimamente sempre su questi schermi, cioè domani con un altro video, domani, mercoledì, venerdì e domenica vedo se riesco a mettervene uno. Quindi alla prossima, ciao!